Questa sera si racconterà, in omaggio di un grande siciliano, il nostro amico Elio, una storia lunga molti anni, condensata però in poche parole e poche immagini. È una storia di grandi passioni, di contrasti, di liti, di amore, di risate, che finirà ovviamente in gloria. Allora questo pupo vi saluta e vi introduce alla storia. Grande Luisa. Allora, raccontiamo la storia. Dai. Opera dei Pupi, teatro. L'opera dei Pupi di Catania e il teatro dei comici di Padova. Sono piano perché questo. Ecco, Mastro Puparo Giuseppe Contino. Alias Elio. In Elio e le storie tese. Adesso mettila qua. E che sto terrone che ti aiuta. La striscia si legge ovviamente come un fumetto. Allora, Elio arriva in comune e appena arrivato in comune deve ancora incontrare il sindaco, che è una signora. Allora si sistema in una stanza come secondo le sue caratteristiche, con un'immagine dell'Etna e con quella che è la definizione che forse più lo può classificare, Gattopardo. Gattopardo. Allora lei che è Giustina Destro, col suo fido cagnolino, e dice: "Ciao bando io, cosa sei che il gatto parla? Guarda che mi me ne intendo di pice, cara, il segretario comunale sta attenta perché le gatto e le anche siciliano. Ah, beh, non, allora non capisce l'italiano. E beh, ora che parlavo il francese, che sei a me seconda lingua e che pare il siciliano. Cioè, dighe che venga da me in bottega, che vado a parlare su denari Ibara." E allora Elio viene convocato da Bandul in bottega. Era il capo gabinetto quando così. Adesso candidato a direttore generale delle Asie. Non so. Ma delle nostre proprio. Una Eccola qua la bottega di Giustina Destro, il suo parrucchiere senza testa per donne che non pensano mai. Allora si rivolge ovviamente al segretario: "Bonjour, so che lui non capisce l'italiano e che spiega la délibération in francese. Prémisse, Dior, Champagne, Chanel, Bonsoir, Boutique, voilà." E il povero ingegnere Indrissi, che è il cavaron des annotateurs, che ha detto sempre no a faire l'Ikea, moi dico sì. Ubication, le palace Ikea est merveilleux. Un second palace de la région commerciale. Et donc, je pense, ici à la chapelle de Giotto, o nel centro del Praia. Ma sono indecisa. Votre conseil legal? Domanda Giustina a continuo. Il povero ingegnere Indrissi si contentaria di Padova Est, davanti Villa Italia, pal contrasto moderno-antichità. Allora, ça va? Ho capito. Non si sa. Il
povero Elio risponde nella sua lingua: Buongiorno, piaceri, Iaddina, gallina, femmina bumata bizzumuni, cioè donna un po' altezzosa ma anche di poco valore. Mi scusassi, Padova Est è tanticchia che assai meglio. Per favore, almeno a Padova Est, perché mi sembra un po' meglio della Cappella di Giotto e anche del Prato della Valle. Non si può tagliare, non si può guardare. Mezza madre che travaglio! E realizzano l'Ikea, patrimonio dell'UNESCO. Le viene naturalmente un'altra idea. Cammina la nostra Giustina davanti a Palazzo Zuckerman. Cade innamorata. Palazzo Zuckerman. Lei me fait seulement un des milliards. Nosotros volemos comprar Monsieur Chateaupart. Monsieur Chateaupart. E Monsieur Chateaupart va a rispondere alla chiamata, e dice: Vossia permette che telefono al proprietario, il dottore professore Passera? Chi? Corrado, dice la Giustina. Ah sì, è un amico, ciao! Chiama il dottore. Il dottore Passera vuole 300 milioni di assai. No, non si può. Come no? Dai Poiretto, Corrado, c'è un amico, dai, compra, ha fatto. Elio, disperato, aspetta, acqua consiglio e sali, alcuna domanda non ci ne dare, cioè chi non dare niente, non né sali né acqua, ne consiglia chi non li vuole, fermasi. Aspetta con grande pazienza e finalmente angeli, campane, finalmente suonano in parlo perché finalmente vince Flavio. Ah, che pace! Ma succede qualcosa. Le elezioni, guarda. Succede qualcosa. Ricorso. Fanno ricorso al TAR Veneto, ricorso di Endrizzi, Mantovani, Sgarbi, Passera, contro la vittoria elettorale di Flavio Zanonato. Remessi brogli elettorali, si chiede che sia proclamato Giustina Destra sindaco di Padova. Eccoli qua, molto preoccupati. Flavio, sono molto preoccupati. Incarica un avvocato esperto, un professore. Ah no, Elio, manda l'avvocato De Simone. Meglio valorizzare le nostre maestranze. E quindi partono insieme. Che giornata. Partono insieme, vanno a Venezia. E l'avvocato De Simone, che non partecipa molto alle tensioni di Marco Carrai che ti accompagnava e le sue, cosa fa? Si distrae, non pensa all'udienza e si ferma. Elio, Marco, sono qui, andate avanti voi, io mi provo questo completino. Si è comprato un vestito. Gessato a righe. Intanto cammina, arrivano al TAR e Marco e Elio sono fuori. Elio, che stress! Marco, son teso. E Padre Simone, dov'è? Non c'è. E cosa faccio? Vado io, dice Elio. Vado io. E con che armi? Che armi ho? Va dentro perché i giudici chiamano la parola al residente. Tocca a Elio
E lì a Elio viene un'idea fantastica. Come mi difendo? Elio si è difeso così. Signori giudici, e li guarda, ne conosce i nomi e dice, li chiama per nome. Mancuso, Vitale, Castiglione. Sono qui a rappresentare il comune di Padova, ma sono catanese. Eccolo qua, ricorso respinto. E la vittoria, eccoli qua, felici, di Flavio e di Elio. Allora, e ora finalmente il relax. Ho finito tutto, Elio e Flavio al lavoro, tranquillamente. Tranquillamente? Si può lavorare tranquillamente con Flavio? Allora, Elio cerca di capire come Flavio si gestisce il suo tempo, il suo lavoro, e intanto scopre subito una prima cosa terribile. Dove tiene l'ufficio? Allora, lei lo teneva dentro a un negozio di parrucchiera, Flavio lo tiene in montagna, all'ufficio sulle 3 cime di Lavareno. Qui è rappresentato da il nonno e Albi da vecchia, sono io che sono la sua perpetua. Poi, naturalmente, Elio si veste adeguatamente, ecco, dice qua mi gira la testa, ho le vertigini, sto Caruso, che è siciliano questo ragazzo, che è lui, è un razzo. Uno senza testa e uno trova testa. Allora a questo punto chi lo aiuta sto povero Elio? Ed è il formaggio. Formaggio che qua è in una versione, sempre Antonello Venditti, ma mi è venuto così, ecco l'agenda del sindaco. Allora l'agenda del sindaco che viene comunicata al povero, ecco fermo là, allora dice ore 1 della mattina, visita al planetario. Ore 2, briscola con i frati del santo. Ore 3, visita al pronto soccorso psichiatrico ovviamente. Ore 4, visita alla stazione ferroviaria. Ore 5, visita di controllo della raccolta differenziata. Ore 6, verifica del livello del piombo. Ore 7, Ministero delle Finanze, perché va subito a Roma, poi torna e riprende un volo per gli Stati Uniti perché ore 8 è in visita da Obama. Ore 9 dà delle spiegazioni dei giochi scientifici in asilo con l'ANA. Alle 10 sveglia i militari, che se no dormirebbero fino a mezzogiorno. Alle 11 va in palestra. Alle 12 mangia, beve 7 caffè, mangia bigoli in salsa, una cotoletta e mezzo soffiato. E mangia prestino perché poi alle 13 va a lavare i piatti da Sorlia. Alle 14 controlla i tombini, alle 15 controlla la velocità in tangenziale, alle 16 firma un po' di delibere e alle 17 riceve i consiglieri, alle 18 va ad urlare il consiglio comunale, alle 19 pensa di telefonare a Finocchio. Alle 20 è ora di cena, mangia un tacchino. Alle 21 va a Telenuovo, alle 22 accende le luci della città, alle 23 spruzza il sale per le strade, alle 24 riceve il pubblico. Questo è il lavoro di Flavio e il povero Elio si è adeguato. Per questo Elio ti ringraziamo tanto. E questo è il nostro biglietto, grazie a Elio, con te il comune va a tutto gas. Elio, il nostro miglior propellente, silenzioso, invisibile e potente. Scusa le ansie, ma noi con te ci siamo invece sentiti molto tranquilli. Grazie.